Calcio Padova non è solo Ilari, Cunico, Amirante, Matteo Dionisi, no, ma c'è anche il Calcio Padova femminile, da quest'anno poi da seguire ancora più da vicino, perché la squadra milita nel campionato di Serie B e ha anche qualche ambizione. È per questo che abbiamo voluto avvicinare Massimo Mingardi, che è un po' il factotum, il direttore generale del Calcio Padova femminile, e da lui vogliamo sapere quelle che sono le aspettative per la nuova annata. Allora, la nuova annata si presenta in un momento per noi favorevole, abbiamo avuto una campagna acquisti interessante, abbiamo portato a casa delle ragazze interessanti che credo ci daranno la spinta per poter fare sicuramente meglio di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Ecco, siamo venuti a trovarti proprio più qui al campo Vermigli, dove disputerete le partite casalinghe di domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio, d'inverno alle ore 15 e nel campionato estivo che abbiamo verso l'estate alle 15:30. Ecco, la speranza è che ci sia anche un po' di seguito per questa squadra che sta crescendo. Esatto, quello che noi speriamo e quello che stiamo facendo in tutto questo movimento e con la nuova aggregazione col Calcio Padova maschile è proprio quello di fare in modo che il calcio femminile sia finalmente abbia questo sviluppo, questo impeto, soprattutto nella città di Padova, ma soprattutto in tutta Italia. Chiaramente l'unione con il Calcio Padova è un punto di forza e soprattutto vi dà grandi stimoli. Assolutamente, è stata una carta vincente che ci sta dando molti stimoli, ci sta dando grande speranza per il futuro e sulla quale noi abbiamo puntato molto da qualche anno a questa parte. E allora seguite Calcio Padova TV, perché saremo sempre vicini al Calcio Padova femminile. Noi vi aspettiamo e speriamo di avervi molti e soprattutto nei nostri piccoli spalti, ma con un numero considerevole.